Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che venite qui. Oggi faremo un'altra pillola della nostra serie che un po' alla volta sta andando avanti e tratteremo un tema che, se vogliamo, può sembrare anche forse un po' banale come concetto, ma in realtà non lo è, e vedremo anche perché ci soffermeremo a fare un po' di riflessioni. Questo video, a mio avviso, è molto indicato per chi si trova tra il 30° e il 20° Q, per cui per un principiante, però anche per chi è tra il 20° e il 10° magari potrebbe trovare qualche spunto di riflessione interessante. Come avrete potuto intuire quindi dal titolo, oggi parleremo dell'importanza degli angoli, di quanto importante sia quindi conquistare gli angoli. E partiremo da un esempio per assurdo. E l'esempio per assurdo è questo qui. Allora, poniamo che per tutti e quattro gli angoli, dopo una mossa di nero, precisamente questa, si svolga appunto in tutti e quattro lo stesso Joseki, per cui a questa mossa di nero bianco risponde qui, così nel frattempo vediamo anche questo Joseki, quindi nero va qui, bianco va qui, nero naturalmente indietreggia per connettersi, bianco solidifica, Ikentobi di nero e salto di bianco. C'è un proverbio del Go che dice, che recitava: se perdi tutti e quattro gli angoli puoi tranquillamente ritirarti. E questo, se vogliamo, è uno di questi casi, perché possiamo vedere che nero ha tutti e quattro gli angoli presi e bianco, in base al Joseki che è stato giocato fino adesso, è riuscito sì a creare un po' di influenza, però in questo caso particolare non è ancora sufficiente a determinare una supremazia di bianco nei confronti di nero. Facciamo un mero calcolo matematico. Allora prendiamo come esempio quest'angolo qui in basso. Poniamo che nero si chiuda in questa posizione e in questa posizione, per cui per simboleggiare questa chiusura utilizzeremo i due Mazinga Z. Ok? E proviamo letteralmente a contare il punteggio. Quindi abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. 15 punti. 15 punti in ogni angolo, quindi, perché la figura è esattamente la stessa. Ecco, 15 punti mediamente è il punteggio, punto più, punto meno, in base al Joseki, in base al tipo di shimari che si fa e quant'altro. Si può considerare che un angolo ben chiuso frutti appunto 15 punti al colore che lo circonda. Ma facciamo quindi un ulteriore ragionamento, un ulteriore calcolo. 15 per 4 fa 60, ok? Quindi i punti nel Goban sono 361, ok? 60 punti sono esattamente un sesto di tutti i punti disponibili nel Goban. Cosa significa questo? Significa che se in questo caso nero si fosse preso tutti e quattro gli angoli, con pochissime mosse, quindi qui siamo ancora nel Fuseki o nella fine del Fuseki, lui avrebbe già ipotecato 60 punti tutti per lui, salvo invasioni andate a buon fine ma estremamente difficili da portare a termine in questa sede. Quindi bianco dovrebbe, per battere nero o sperare di batterlo, dovrebbe cercare di recuperare in tutto il resto della partita questi 60 punti, che onestamente sono un po' tantini. Questo concetto, quindi, e questo proverbio legato a questo concetto, ovvero se perdi i quattro angoli puoi ritirarti, era molto sentito prima del 1930, quindi prima degli Shinfuseki, dove il Go veniva giocato ancora con un approccio molto territoriale e dove appunto la conquista del territorio era considerata la chiave per potersi aggiudicare la partita. Però è stato dimostrato dagli Shinfuseki in poi che in talune partite di professionisti, anche se uno dei due conquistava tutti e quattro gli angoli, poi comunque l'altro è riuscito a vincere la partita.
Cito un giocatore su molti, Kitani Minoru, quindi uno dei due fondatori degli Shinfuseki insieme a Go Seigen. Bene, ci sono delle sue partite dove è evidente che facendo dei joseki ben oculati, mantenendo un'influenza importante verso il centro, è riuscito a vincere pur avendo perso tutti e 4 gli angoli. E quindi così rispondo intrinsecamente anche ad alcune domande che alcuni giocatori neofiti o comunque alle prime armi mi hanno fatto. Se voi provate a vedere quel video sui Joseki for Dummies che ho fatto e di cui vi lascio il link qui sopra, in cui parlo dell'invasione sul Sansan, ok? È evidente che l'invasione sul Sansan, una volta riuscita, frutta molti meno punti di questi 15 che vediamo qui. E quindi la visione ovviamente di un neofita che non è ancora ben plasmata e l'obiezione sacrosanta era: ma perché allora devo conquistare, devo imbarcarmi nella conquista di un angolo, quindi nell'invasione di un angolo, soprattutto nelle prime fasi della partita, se poi questa invasione mi frutta ben pochi punti? La risposta è in quello che ho appena detto. È verissimo che un'invasione in angolo frutterà pochi punti, però automaticamente li toglie al proprio avversario e ne toglie 15, che abbiamo detto essere un buon numero di punti, soprattutto se consolidati nella prima fase della partita. Quindi dobbiamo sempre cercare di bilanciare le nostre partite e di investire in base poi a quella che sarà la nostra macro strategia, cioè che tipo di approccio vorremmo dare alla nostra partita, se vorremmo giocare per l'influenza, se vorremmo giocare per il territorio, ok? Sin dalle prime 4 mosse dovremmo già entrare nell'ottica che quell'angolo lo potremo vincere, ma lo potremo anche perdere. Di conseguenza, in base all'esperienza e appunto al nostro stile di gioco, valuteremo se giocare molto ampi, per esempio giocare sugli osci e quindi invitare l'avversario a farci un'invasione, consapevoli che molto probabilmente quell'invasione avrà anche successo e perderemo l'angolo, però allora lasceremo l'angolo al nostro avversario per creare magari dell'influenza per controllare il centro. Viceversa, se invece all'inizio della partita vogliamo aggiudicarci subito un po' di punti per partire già col piede giusto e per avere una base solida, potremmo per esempio giocare degli Shimari e chiuderli immediatamente. Nel concreto proviamo a vedere un esempio. Allora, nero per esempio potrebbe aprire nel Komoku, bianco potrebbe fare un Oshi, nero potrebbe fare un Oshi, bianco magari un altro Oshi, perché no? Ed ecco che magari nero va subito a chiudere con uno Shimari il suo angolo. 15 punti quasi sicuri, perché se impariamo i Joseki d'angolo, soprattutto dopo uno Shimari, bianco riuscirà un po' a lenire la situazione, però comunque l'angolo con buona probabilità potrebbe rimanere di nero. Però nero potrebbe per esempio fare un'invasione nel Sansan in questo modo qui. Allora qui si giocherebbe tutto il Joseki dell'angolo in questo punto qui, e poi in un secondo momento magari potrebbe essere bianco che, per evitare che nero possa chiudersi con lo Shimari e quindi si guadagni i 15 punti, andrà subito a giocare in questa posizione qui. Ci sarà anche qui un Joseki che porterà un determinato risultato, ma di sicuro non frutterà 15 punti. Ed ecco che la cosa si bilancia, perché qui è nero che va a rompere le uova nel paniere a bianco, ma bianco gli restituisce il favore giocando in quella posizione lì. E quindi si sono rubati un angolo a vicenda. Ecco quindi che è sempre una questione del saper ponderare con abilità tutte le posizioni per capire quando è il caso di conquistare un angolo e quando è il caso di non conquistarlo. Per utilizzare un termine che a me piace molto e che ho usato anche in qualche video fa, mutuandolo dai mercati finanziari, bisogna cercare di diversificare il portafoglio. O meglio, ognuno poi è libero di giocare col proprio stile,
Però come spunto che do soprattutto ai neofiti è provate a fare delle aperture in posizioni diverse, in modo che quello che eventualmente perdete da un lato non lo perdete più dall'altro e riuscite ad avere quell'equilibrio di influenza e di territorio che vi permette di portare avanti la partita, poi scendendo ovviamente nei lati e verso il centro, di avere una situazione di partenza già robusta e già ben definita. Per finire c'è da dire una cosa molto importante e non trascurabile. Ormai stiamo imparando che con l'avvento delle intelligenze artificiali i professionisti stessi stanno rivedendo un po' tutti i joseki così come li pensano le intelligenze artificiali, e stanno scoprendo molte, diciamo, falle, ovviamente che riescono a comprendere molto bene loro. Noi poveri mortali probabilmente potremmo fare un po' di fatica, ma che stanno anche rivedendo un po' l'efficacia dei joseki, perché ci sono degli approcci che possono dare più vantaggio a uno, più vantaggio all'altro. Per cominciare, però, appunto, se siete ancora tra il 30° e il 20° Q, provate a entrare in quest'ottica, ok? Ricordate quindi il proverbio: chi perde i 4 angoli può anche ritirarsi, vero, ma se si ha una buona padronanza dell'influenza si potrebbe anche vincere. In ogni caso, se siamo alle prime armi, però cerchiamo di tenerci un po' di territorio d'angolo e cerchiamo di conquistarne un po' al nostro avversario. Fate molte partite, fate molto allenamento, studiatevi un po' di joseki che possono aiutarvi a risolvere un po' di questioni in angolo. Magari, anzi sicuramente potrei farne qui qualcuno io per insegnarveli, magari più basilari. Che dire, non metterei altra carne al fuoco. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao a tutti.